Cambiato moltissimo, non nel numero totale di reati però, come dire, i reati sono rimasti circa 31-32 mila all'anno commessi da minorenni, quindi non c'è un allarme criminalità minorile in generale, ma è cambiata molto la tipologia dei reati che commettono. Per esempio nei casi dei furti sono diminuiti i furti in senso stretto, sono aumentate le rapine. La differenza tra il furto e la rapina nei reati appropriativi è il contatto con l'altro, quindi è l'agito violento. Quello che è successo in particolare negli ultimi 3 anni, quindi dal 2021 in poi, da dopo la pandemia, è un aumento direi significativo e importante dei reati che implicano una dimensione di violenza nel contatto con l'altro, e questo ci ricorda quello che diceva un importante psicoanalista francese, che sosteneva che quando noi togliamo la parola, quindi riduciamo la possibilità per gli adolescenti di comunicare attraverso lo strumento simbolico, quegli adolescenti che sono in crisi evolutiva utilizzano l'agito, utilizzano la violenza, mettono fuori da sé l'oggetto della loro paura e lo aggrediscono.